Siamo qui col dottor Gombos. Dottore, ci racconti quando è venuto qui e la sua esperienza qui in paese, a Codogné. Dunque, a Codogné esattamente sono arrivato nel 1973. Il professor Girolamo mi ha chiesto se volevo andare su a Codogné per fare una sostituzione. E così sono arrivato, mi sono fermato per 2 mesi più o meno, dopodiché sono rientrato a Padova. Questo era, come dicevo prima, nel 73, all'inizio del 73, se non sbaglio, esattamente durante le feste di Pasqua. Poi sono stato richiamato in autunno, in quanto che il dottor Esposito era solo, troppi pazienti, e così mi sono fermato a Codogli. Il municipio mi ha offerto anche l'appartamento nel municipio così ho cominciato a fare continuamente, permanentemente il mio lavoro come medico di famiglia. In autunno ho conosciuto una ragazza bella, giovane, addirittura 14 anni più giovane di me, e così ci siamo sposati l'anno seguente, in aprile del 1974. Ho fatto lavoro qua come medico di famiglia per 33-35 anni e sono andato in pensione all'età di 70 anni. Benissimo. Come ha trovato la gente qui? Come si è integrato in paese e si è trovato bene? All'inizio era un po' difficile perché ero un po' vagabondo, tutta come la mia vita è stata appunto un po' di vagabondaggio. All'inizio mi mancava Padova molto, molto, ma potrei dire che molto perché ricordo che anche da barbiere, cinema, eccetera, eccetera, con la 500 facevo il mio viaggetto sempre a Padova con mia moglie. Dopodiché io invece mi sono allontanato da Padova e mi sono abituato molto, molto a questa vita del paese, diciamo, una vita molto tranquilla, tutti ti conoscono, hai il tuo giardino, fai una vita molto rilassata. Ecco, il mio impatto con la gente è stato magnifico perché ho visto che la gente veramente lavorava sodo e hanno accolto, nonostante che ero straniero, mi hanno accolto molto bene come fossi proprio del loro compaesano. E ricordo che io a quell'epoca fumavo e bevevo sempre caffè, vino rifiutavo, non come i miei colleghi precedenti. All'inizio ho notato che loro erano un pochettino seccati, anzi credevano che fosse una offesa di non accettare la loro offerta, perché sul tavolo c'erano sempre 2 litri di bianco e 2 litri di rosso. Quando hanno capito che rifiutavo il vino, allora cominciarono a offrirmi il caffè, dunque ogni visita un caffè e una sigaretta. Io prima di andare al laboratorio io avevo già 4, 5, 6 caffè al mattino. Bella questa. Allora, però dai, tutti sappiamo qua in paese che lei ha una grande passione, anzi, leggendo il suo racconto, che vedremo anche nel libro, lei ha detto che ha due passioni, lo sci e fendere le nubi, mi sembra che ha detto. Lei è un pilota che ha più di 2000 ore di esperienza. Ci racconti di questa parte di sé, il medico volante potrei chiamarla, ma come nasce la sua passione per il volo e come diventa pilota? Ci racconti questo aspetto? È una storia abbastanza interessante. Mia mamma diceva che all'età di 2 anni io già parlavo di aeroplani e volevo diventare pilota. Ricordo che durante la seconda guerra mondiale, quando avevo 7-8 anni, già disegnavo il Messerschmitt 109. Poi all'età di 14 anni, esattamente nel 1949, ho letto un avviso chi voleva fare pilota aliante.
questo era proprio pieno del comunismo in Ungheria, mi sono presentato, mi hanno accettato e fatto un stage di un mese a Buda, una parte montagnosa di Budapest, dove ho cominciato a volare e ho fatto brevetto A, questo all'età di 14 anni. All'età di 15 anni dopo, ho già fatto B e C con Aliante, vuol dire che ho volato 20 minuti solo, questa all'età di 15 anni. Poi i comunisti mi hanno buttato fuori in quanto che non ero un buon rappresentante del comunismo, perché non essendomi iscritto all'università, al partito comunista, in conseguenza poi non mi hanno accettato neanche all'università, per cui quando sono scappato via, per fortuna ho potuto studiare medicina a Padova. Molto bene. Quindi lei ha finito il brevetto di volo qui in Italia? E poi dopo, quando sapete benissimo che è uno sport abbastanza costoso, quando comincio a avere un po' di soldini, volevo comprare un deltaplano addirittura. E poi mi hanno consigliato di iscrivermi all'Aeroclub di Treviso. Così verso degli anni fine 60, all'inizio degli anni 70, no, verso la fine degli anni 70 mi sono iscritto all'Aeroclub di Treviso e ho fatto là il brevetto di pilota a motore, dopodiché mi sono andato a Vicenza per fare il brevetto di aliante, per quello che era veramente la mia passione, e così cominciavo a volare a Vicenza, a Tiene, a Asiago e giù a Reti. Dopodiché negli anni 80, all'inizio degli anni 80, con la grande passione per Aliante, ho acquistato un motoriante nell'83 con cui tuttora coltivo la mia passione. Ma la passione poi dopo una decina di anni anche è passata e volevo addirittura vendere il mio motoriante. Finché un giorno mi hanno proposto di fare un viaggio sul Capo Nord. Questo mi ha entusiasmato molto, così ho ripreso veramente volentieri il volo, dopodiché in 10 anni ho fatto Capo Nord, poi ho fatto Dakar, Salgareda Dakar e poi ultimamente sono andato anche in Libia, proprio un volo solitario per seguire sportivi che dovevano fare le gare sulle sabbie e sulle dune libiche nel deserto a sud di Tripoli, 1000 chilometri. Dunque, tuttora coltivo questa passione di volo, per me è una distrazione, vivendo la libertà tridimensionale che probabilmente mi dà energia e lo scopo di vivere, penso io. Mhm. Molto bene. E, come vede se stesso nel futuro? Ha qualche progetto? Scriverà qualche libro? O continuerà solo a volare e a sciare? O ha qualcos'altro nel cassetto che vorrebbe fare? Per quanto riguarda sciare ho smesso perché è diventato troppo espensivo sia uno che l'altro. Volare sì, tante persone mi hanno consigliato di scrivere un libro della mia storia dall'Ungheria fino agli Stati Uniti come dishwasher, cioè lavapiatti, busboy, eccetera. Poi la vita durante la rivoluzione ungherese, per esperienze in volo, dunque ci sarebbero tanti argomenti interessanti. Sinceramente non ci tengo affatto. Quello che mi piacerebbe fare è continuare a volare e fare qualche impresa di volo lungo. Il mio sogno è sempre stato attraversare l'Atlantico.
Però. per l'America del Sud. Già ho preparato tutto, ma purtroppo con il mio motoriante, avendo un magnete solo, è impossibile. Il progetto sarebbe di portare il motoriante a nord di Brasile e poi fare tutta la costa brasiliana, costa argentina fino a Terra del Fuoco. Cioè, questo sarebbe, per me, mi piacerebbe fare l'anno prossimo quando compio 80 anni. Dunque praticamente questo è un progetto immediato. Per il futuro Dio lo sa. Bene, allora ci ritroviamo quando ritornerà da questa impresa per la prossima intervista. Grazie della sua gentilezza e della sua cortesia. Arrivederci alla prossima intervista. Grazie a lei.